Eccoci di nuovo insieme per ripercorrere le tappe della seconda giornata di visita di Benedetto XVI al nord-est, una visita in questo caso totalmente veneziana. Cari fratelli e sorelle, con le parole della Vergine Maria desidero innalzare insieme a voi l'inno di lode e di ringraziamento al Signore per il dono della visita pastorale iniziata nel Patriarcato di Venezia nel 2005 e giunta oggi alla sua provvida conclusione in questa Assemblea Generale. A Dio, datore di ogni bene, rivolgiamo la nostra lode per aver sostenuto i vostri propositi spirituali, i vostri sforzi apostolici durante questo tempo della visita pastorale, compiuta dal vostro pastore, il cardinale Angelo Scola, che saluto e ringrazio per le gentili parole rivoltemi a nome di tutti voi. Con lui saluto il Vescovo ausiliare, il Vescovo eletto di Vicenza, i vicari episcopali e quanti lo hanno coadiuvato in questo luogo e articolato impegno pastorale, evento di grazia e di forte esperienza ecclesiale, nel quale l'intero popolo cristiano si è rigenerato nella fede, protendendosi con rinnovato slancio alla missione. Ed è pertanto specialmente a voi, cari sacerdoti, religiosi e fedeli laici, che rivolgo il mio affettuoso saluto, il sincero apprezzamento per il vostro servizio, in particolare nello svolgimento delle assemblee ecclesiali. Sono lieto di salutare la storica comunità armena di Venezia con l'abate e i monaci mechitaristi. Un pensiero va al metropolita greco-ortodosso d'Italia Gennadios e al vescovo della Chiesa ortodossa russa Nestor, come pure al rappresentante delle comunità luterana ed anglicana. Gratitudine e gioia sono perciò i sentimenti che caratterizzano questo nostro incontro. Esso si svolge nello spazio sacro, colmo di arte e di memoria, della Basilica di San Marco, dove la fede e la creatività umana hanno dato origine ad una eloquente catechesi per immagini. Il servo di Dio Albino Luciani, che fu vostro indimenticabile patriarca, così descrisse la sua prima visita in questa basilica da giovane sacerdote. Mi trovai immerso in un fiume di luce. Finalmente potevo vedere e godere con i miei occhi tutto lo splendore di un mondo di arte e di bellezza unico e irripetibile, il cui fascino ti penetra nel profondo. Questo tempio è immagine e simbolo della Chiesa di Pietre Vive, che siete voi, cristiani di Venezia. Oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e la colse. Quante volte durante la visita pastorale avete ascoltato e meditato queste parole rivolte da Gesù a Zaccheo? Esse sono state il motivo conduttore dei vostri incontri comunitari, offrendovi uno stimolo efficace ad accogliere Gesù risorto, via sicura per trovare pienezza di vita e felicità. Infatti, l'autentica realizzazione dell'uomo e la sua vera gioia non si trovano nel potere, nel successo, nel denaro, ma soltanto in Dio, che Gesù Cristo ci fa conoscere e ci rende vicino. E questa è l'esperienza di Zaccheo. Egli, secondo la mentalità corrente, ha tutto, potere e denaro. Potersi un uomo arrivato, ha fatto carriera, ha raggiunto ciò che voleva e potrebbe dire come il ricco stolto della parabola evangelica: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, beve e divertiti. Per questo il suo desiderio di vedere Gesù è sorprendente. Che cosa lo spinge a ricercare l'incontro con Lui? Zaccheo si rende conto che quanto possiede non gli basta
sente il desiderio di andare oltre. Ed ecco che Gesù, il profeta di Nazaret, passa da Gerico, la sua città. Di lui gli è giunta l'eco di alcune parole inconsuete: beati i poveri, i miti, gli afflitti, gli affamati di giustizia. Parole per lui strane, ma forse proprio per questo affascinanti e nuove. Vuole vedere questo Gesù. Ma Zaccheo, seppur ricco e potente, è piccolo di statura. Perciò corre avanti, sale su un albero, un sicomoro. Non gli importa di esporsi al ridicolo. Ha trovato un modo per rendere possibile l'incontro. E Gesù arriva, alza lo sguardo verso di lui, lo chiama per nome: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Nulla è impossibile a Dio. Da questo incontro scaturisce per Zaccheo una vita nuova. Accoglie Gesù con gioia, scoprendo finalmente la realtà che può riempire veramente e pienamente la sua vita. Ha toccato con mano la salvezza. Ormai non è più quello di prima e come segno di conversione si impegna a donare metà dei suoi beni ai poveri e a restituire il quadruplo a chi aveva derubato. Ha trovato il vero tesoro, perché il tesoro che Gesù ha trovato lui. Amata Chiesa che sei in Venezia, imita l'esempio di Zaccheo, vai oltre, supera, aiuta l'uomo di oggi a superare gli ostacoli dell'individualismo, del relativismo. Non lasciarti mai trarre verso il basso dalle mancanze che possono segnare le comunità cristiane. Sforzati di vedere da vicino la persona di Cristo che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Come successore dell'Apostolo Pietro, visitando in questi giorni la vostra terra, ripeto a ciascuno di voi: non abbiate paura di andare controcorrente per incontrare Gesù, di puntare verso l'alto per incrociare il suo sguardo. Nel luogo di questa mia visita pastorale è rappresentata la scena di Marco che consegna il Vangelo a Pietro, tratta da un mosaico di questa basilica. Oggi simbolicamente vengo a riconsegnare il Vangelo a voi, figli spirituali di San Marco, per confermarvi nella fede e incoraggiarvi dinanzi alle sfide del momento presente. Avanzate fiduciosi nel sentiero della nuova evangelizzazione, nel servizio amorevole dei poveri e nella testimonianza coraggiosa all'interno delle varie realtà sociali. Siate consapevoli di essere portatori di un messaggio che è per ogni uomo e per tutto l'uomo, un messaggio di fede, di speranza e di carità. Questo invito è in primo luogo per voi, cari sacerdoti, configurati con il sacramento dell'ordine a Cristo, capo e pastore, e posti a guida del suo popolo, riconoscenti per l'immenso dono ricevuto. Continuate a svolgere con generosità e dedizione il vostro ministero, cercando sostegno sia nella fraternità presbiterale, vissuta come corresponsabilità e collaborazione, sia nella preghiera intensa e in un approfondito aggiornamento teologico e pastorale. Un pensiero affettuoso ai sacerdoti ammalati e anziani, uniti a noi spiritualmente. L'invito è poi rivolto a voi, persone consacrate, che costituite una preziosa risorsa spirituale per l'intero popolo cristiano, indicata in modo speciale con la professione dei voti
l'importanza e la possibilità del dono totale di sé a Dio. Infine, questo invito è rivolto a tutti voi, cari fedeli laici. Sappiate rendere sempre, dappertutto, ragione della speranza che è in voi. La Chiesa ha bisogno dei vostri doni e del vostro entusiasmo. Sappiate dire sì a Cristo che vi chiama ad essere Suoi discepoli, ad essere santi. Vorrei ricordare ancora una volta che la santità non vuol dire fare cose straordinarie, ma seguire ogni giorno la volontà di Dio, vivere veramente bene la propria vocazione, con l'aiuto della preghiera, della parola di Dio, dei sacramenti e con lo sforzo quotidiano della coerenza. Sì, ci vogliono fedeli laici affascinati dall'ideale della santità per costruire una società degna dell'uomo, una civiltà dell'amore. Nel corso della visita pastorale avete dedicato speciale cura alla testimonianza che le vostre comunità cristiane sono chiamate a rendere a partire dai fedeli più motivati e consapevoli. A tale proposito vi siete giustamente preoccupati di rilanciare l'evangelizzazione e la catechesi degli adulti e delle nuove generazioni, proprio a partire da piccole comunità di adulti e di genitori che, costituendo quasi dei cenacoli domestici, possano vivere la logica dell'evento cristiano, anzitutto nella testimonianza della comunione e della carità. Vi esorto a non risparmiare energie nell'annuncio del Vangelo e nell'educazione cristiana, promuovendo sia la catechesi ad ogni livello, sia quelle offerte formative e culturali che costituiscono un vostro rilevante patrimonio spirituale. Sappiate dedicare particolare cura alla formazione cristiana dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. Essi hanno bisogno di validi punti di riferimento. Siete per loro esempi di coerenza umana e cristiana. Lungo il percorso della visita pastorale è emersa anche la necessità di un sempre maggiore impegno nella carità, quale esperienza del dono generoso e gratuito di sé, come pure l'esigenza di manifestare con chiarezza il volto missionario della parrocchia, fino a creare realtà pastorali che, senza rinunciare alla capillarità, siano più capaci di slancio apostolico. Cari amici, la missione della Chiesa porta frutto perché Cristo è realmente presente tra noi, in modo del tutto particolare nella Santa Eucaristia. La sua è una presenza dinamica che ci afferra per farci suoi, per assimilarci a sé. Cristo ci attira a sé, ci fa uscire da noi stessi per fare di noi tutti una cosa sola con Lui. In questo modo Egli ci inserisce anche nella comunità dei fratelli. La comunione con il Signore è sempre anche comunione con gli altri. Per questo la nostra vita spirituale dipende essenzialmente dall'Eucaristia. Senza di essa la fede e la speranza si spengono, la carità si raffredda. Vi esorto pertanto a curare sempre più la qualità delle celebrazioni eucaristiche, specialmente di quelle domenicali, affinché il giorno del Signore sia vissuto pienamente e illumini le vicende e le attività di tutti i giorni. Dall'Eucaristia, fonte inesorabile di amore divino, potrete attingere l'energia necessaria per portare Cristo agli altri e per portare gli altri a Cristo,
per essere quotidianamente testimoni di carità e di solidarietà e per condividere i beni che la provvidenza vi concede con i fratelli privi del necessario. Cari amici, vi assicuro la mia preghiera affinché l'impegnativo cammino di crescita nella comunione che avete compiuto in questi anni della visita pastorale rinnovi la vita di fede dell'intera vostra Chiesa particolare e al tempo stesso susciti una sempre più generosa dedizione al servizio di Dio e dei fratelli. Maria Santissima, che voi venerate con il titolo di Vergine Nicopea, la cui successiva immagine splenda in questa basilica, ottenga in dono per tutti voi e per l'intera comunità diocesana la piena fedeltà a Cristo. All'intercessione della Celeste Madre del Redentore e al sostegno dei santi beati della vostra terra, affido il cammino che vi attende, mentre con affetto imparto a voi e all'intera Chiesa di San Marco una speciale benedizione apostolica, estendendola ai malati, ai carcerati e a quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Amen. Ancora una breve pausa, ma ci ritroviamo tra poco.